Buongiorno amici, ci troviamo ora al Casanova Museum e siamo in compagnia di Alessandra. Ecco Alessandra, raccontaci un attimino come nasce il museo dedicato a Casanova. Il museo dedicato a Casanova intanto è il primo museo al mondo dedicato alla figura di Giacomo Casanova. È una realtà unica sia a livello mondiale ma anche a livello veneziano, nel senso che un museo simile a quello che abbiamo qui creato non lo troviamo in altre realtà veneziane. Trattiamo un tema moderno nel senso del XVIII secolo, quindi incentrato sulla figura di Giacomo Casanova ma con tecniche contemporanee. Fantastico. Quindi abbiamo un'esperienza di realtà virtuale per esempio, in cui grazie all'utilizzo delle maschere VR si può vivere come Giacomo Casanova per circa 5 minuti. 5 minuti di vita come Casanova non sono male, quindi consigliamo di venire ovviamente a tutti i nostri fans. E qui dicevamo, in alcune sale si respira un'essenza, un profumo particolare. Esattamente, il profumo rosa mocenigo, quindi un profumo del tempo in cui ha vissuto Giacomo Casanova. Come è stato recuperato questo profumo? È un profumo storico che grazie a chi ce lo fornisce siamo riusciti a recuperarlo. Fantastico, io di profumi non ne capisco niente, quindi. E ci sono oggetti che appartengono all'epoca. Esattamente, soprattutto riguardanti i viaggi, Certo. nel mondo il tema del viaggio. Abbiamo anche una lettera autografa firmata dallo stesso Giacomo Casanova. Bellissimo. E ci sono anche oggetti appartenuti a Casanova, giusto? Abbiamo la lettera firmata da lui, Sì. poi abbiamo un abito che è stato utilizzato dai Fletcher durante il film del 2005 a Casanova. Quindi un posto magico. Andiamo avanti e vediamo un attimino le sale perché sono belle, interessanti e intriganti, visto che l'argomento è Giacomo Casanova. Questa è la lettera autografata direttamente da Giacomo Casanova. Possiamo dire che aveva anche una bella grafia, quindi bravo, filosofo, avventuriero, amante di tutte le donne, perché ricordiamo Casanova non amava per possesso della donna, ma amava perché amava proprio l'essenza della donna. Quindi le donne per lui rappresentavano qualcosa che era la caratterizzazione in terra del sublime, almeno secondo la mia modesta opinione. Un saluto dal Casanova Museum and Experience.